Una splendida Orlandina fa sognare i suoi tifosi per un tempo, prova la rimonta, segna un gol, prende 3 pali, ma nella ripresa subisce la rete del pari dell'Akragas, che forte del 3-1 dell'andata passa il turno e arriva in semifinale di Coppa Italia Promozione. Non tutto è finito, i biancoazzurri, forti del secondo posto in classifica in campionato, possono scalare l'eccellenza tramite i play-off. La rete della Speranza, dopo un ottimo avvio costellato da 2 pali, arriva al 36esimo. Colpo di testa di Calabrese, il palo interno respinge, ma è più lesto di tutti Frisenda a ribadire in porta con un tap-in che fa esplodere il Micale. Nella ripresa si attende l'Orlandina all'assalto, ma le gambe non girano più come prima e l'Akragas controlla il match fino al 39esimo quando Casucci pareggia con un destro da limite. La gara finisce virtualmente qui, tra gli applausi del pubblico orlandino. Grandissimo primo tempo, i ragazzi sono stati veramente strepitosi, si sono superati, come ho detto in precedenza, contro una grande squadra e una grande società. Oggi non sembrava una partita di promozione, sembrava almeno di una categoria superiore. Noi abbiamo spinto tanto il primo tempo, abbiamo creato, abbiamo colpito 3 legni, diciamo che siamo stati sfortunati. Poi nel secondo tempo è normale che i ritmi calano un pochettino, anche perché l'Akragas ci ha tenuto più bassi, noi non riusciamo più a ripartire come prima e purtroppo alla fine abbiamo preso un gol anche su deviazione, però voglio dire, non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché veramente oggi era difficile, lo sapevamo, però come atteggiamento, come mentalità, secondo me possiamo dire ancora la nostra perché ora il pensiero ovviamente va al campionato. Voglio fare un appunto, faccio complimenti all'Akragas perché non solo come squadra ma anche come società, anche il mio collega allenatore Sebbi Catania si è dimostrato una persona per bene, tutta la società là ci hanno ospitato da persone per bene, noi abbiamo ricambiato altrettanto, il calcio deve essere questo, è stata una bellissima partita, abbiamo visto dopo tanti anni veramente oggi il pubblico delle grandi occasioni e questo è quello che ci rimane di più. Peccato perché l'amarezza rimane per quello che abbiamo espresso nei 90 minuti. Io credo che nelle 2 partite abbiamo meritato qualcosina in più noi. Oggi voglio fare complimenti all'Orlandina e al mister Letizia perché hanno fatto un primo tempo di valore. Sapevamo le difficoltà, sapevamo che andavamo incontro a questo tipo di partita, però poi devo dire che il secondo tempo è uscita fuori la mia squadra, abbiamo pareggiato, forse potevamo anche fare il gol del 2-1 sfruttando meglio qualche ripartenza. Credo che si sono incontrate 2 squadre di valore importanti.